Questo progetto nasce da un'idea brillante di coniugare quella che è una realtà locale come un piatto tipico che era una volta il piatto povero rispetto al couscous, ma molto apprezzato negli ultimi anni grazie anche ad alcuni ristoratori che lo hanno messo nelle proprie pietanze come piatto principe, che sono le frascatole, e la sinergia con il comune di Favignana, la GC e gli operatori della ristorazione. Poi si concretizzerà in un convegno che faremo nell'isola nel mese di maggio, porterà altre realtà, parleremo di cose interessanti. Questa è la lavorazione per l'incocciatura delle frascatole. Per incocciarle si comincia come per la preparazione del couscous, quindi dalla semola di grano duro viene lavorata fino ad ottenere la preparazione del couscous. Poi da lì si procede aggiungendo un po' di farina poco per volta e acqua e facendo sempre questo movimento rotatorio sempre in un unico verso, in questo caso in senso orario. Ci si accompagna anche con l'altra mano, con la mano sinistra, per raccoglierlo. Questo agevola il movimento di rotazione che poi porta alla formazione di queste palline più grosse, palline, questa incocciatura appunto più grossa. In origine il piatto, come il couscous, che è di origine berbera, quindi viene dalla lavorazione della semola più grezza che hanno elaborato i berberi, però proprio le frascatole hanno dei simili in Siria, in Palestina, in Giordania, in questi altri paesi del Mediterraneo, che non veniva però lavorata con l'aggiunta di farina, ma diciamo che avveniva una lavorazione di semola fatta più grossa, più grossolana, incocciata come il couscous però più grossolano, poi si seccava e si usava con diversi sughi di verdure. In Sicilia invece l'origine è diversa, perché appunto noi vediamo che nasce come piatto di risulta, cioè con elementi di risulta, quindi è un piatto povero, non è un piatto ricco, ecco. Quindi venivano recuperati, spesso si usava con brodi di verdure, quindi si recuperava anche gli scarti, della cucina nobile, ecco. L'origine più o meno del piatto è questa. Poi ovviamente qua a Favignana si è sempre utilizzato, le nostre nonne hanno sempre fatto le frascatole, però questo piatto è stato appunto recuperato dalle sorelle Guccione, che l'hanno fatto diventare un piatto più raffinato, ecco. Ci hanno cercato di ottenere il massimo da questo piatto per poterlo fare diventare, perché un piatto più apprezzabile, perché ovviamente la tradizione è una cosa, poi la cucina, la cultura della gastronomia è l'elaborazione, il perfezionamento di quello che è la tradizione. E si procede sempre in questo modo, così, movimento rotatorio, si aggiunge un po' di farina e si cerca di incocciarlo più grosso. Lo stesso termine incocciare fa capire che significa mettere insieme, raggruppare, ecco. La frascatola poi proprio come origine, il termine della parola frascatola invece è francese, che viene da frasque, perché appunto in Sicilia il dialetto mischiava sempre le parole del siciliano con le parole della lingua, delle culture che dominavano in quel periodo la Sicilia. Per cui l'origine è da frasche, che significa appunto morbido, dal francese morbido, e quindi sta a indicare un piatto comunque morbido. La parola frasca, frascatola sta ad indicare anche altri tipi di piatti che esistono in Sicilia, come per esempio un piatto che si fa a base sempre di semola, di ceci, una specie di farinata che si fa nella Sicilia orientale, e invece frascatola anche a Palermo alla Vucciria, nella zona della Vucciria si usava per indicare una specie di mufuletta,
comunque l'origine della parola è sempre dal francese il morbido, quindi l'origine della parola frascatole è appunto qualche cosa che deve risultare morbido al palato. Adesso possiamo vedere appunto uno dei sughi che si prepara per condire le frascatole. Qui a Favignana è stato appunto rielaborato dalle sorelle Guccione come piatto più raffinato il sugo con l'aragosta, perché in origine il piatto appunto, come ho detto, era a base di verdure, mentre invece proprio Giovanna Guccione l'ha rielaborato con il sugo di aragosta. Questo è il sugo d'aragosta che abbiamo preparato per le frascatole, mettendo prima un soffritto di cipolla e di prezzemolo, abbiamo aggiunto l'aragosta, un pochettino di brodo di pesce preparato precedentemente, il sugo di pomodoro fresco e qualche cappero tritato e anche il brodo di cottura dell'aragosta che abbiamo lessato prima. Adesso dobbiamo aggiungere un pochettino d'olio, cuociamo per pochi minuti e sarà pronto poi per condire le frascatole. Questo corso si è sviluppato presso 2 ristoranti, una settimana in uno, una settimana in un altro, questa è l'ultima settimana, ha visto partecipi quasi tutti i ristoratori di Favignana con molto entusiasmo. Insomma, questo è stato motivo anche di orgoglio per noi che per la prima volta lanciavamo questa idea, anche perché c'è tanta voglia da parte dei ristoratori di perfezionarsi nelle tecniche della tradizione culinaria favignanese, cadina in genere, e quindi ci inorgoglisce aver portato avanti un'idea che ha avuto così tanto successo. Un altro sugo che abbiamo preparato in queste 2 settimane di corso era il sugo della cennia, diciamo. Queste frascatole verranno condite con questo sugo qua. La preparazione per quanto riguarda questo sugo dobbiamo preparare a parte un brodo di pesce. Per quanto riguarda la cennia verrà adagiata su un soffritto di cipolla e prezzemolo. Quindi ci metteremo un pochino di capperi, un pochino di sale, pepe e un bicchiere di vino bianco che verrà assorbito dalla cennia. Un pochino di pomodoro ci andrà pure. Quando questo sugo è pronto, diciamo, verrà spezzettato questo pesce e condito con le frascatole che abbiamo preparato a parte. La cottura di questo sugo impiega circa un 30-40 minuti. Allora, un'altra ricetta che abbiamo fatto durante il corso erano le frascatole con il sugo di cavolfiori. Il procedimento è lavare il cavolfiore, tagliarlo a pezzettine e bollirlo. Ricordare di riservare l'acqua per dopo cuocerci le frascatole. Il soffritto si fa con cipolla, prezzemolo, spicchio d'aglio, si aggiungono dei pinoli, uva passa e capperi. Si soffrigge tutto e quando i cavolfiori sono già pronti, ben riscolati, li aggiungiamo nel soffritto, schiacciandoli un poco. In un'altra padellina prepariamo uno spicchio d'aglio con della pasta di acciughe, che dopo ce la aggiungiamo alla fine pure, nei cavolfiori, e dopo bolliamo le frascatole nell'acqua della cottura dei cavolfiori. Diciamo. Quando già sono cotti, dopo circa 6-7 minuti, gli aggiungiamo un po' di sugo di cavolfiori nelle frascatole, prima di scenderli, diciamo, un mestolino nella stessa acqua del cavolfiore. Dopo, quando già la cottura è pronta, prendiamo un piatto di portata, se vogliamo ci possiamo mettere un po' di parmigiano sotto e delle mandorle tostate e tritate e aggiungiamo un po' di condimento sotto il piatto e contemporaneamente mettiamo le frascatole già cotte.
sopra un'altra volta di sugo e un altro po' di frascatole e delle mandorle tostate e un goccio d'olio crudo alla fine. Mi squida il latte, vero? A fare così, a fare. Ho offerto un po' di frascatole al sindaco e alla nostra ospite, la signorina Tumbarello, perché questo è il risultato di una preparazione che è stata fatta dai corsisti del corso Frascatole, un corso che è stato voluto dall'amministrazione comunale, da me come assessore e da alcune associazioni che ci hanno sostenuto per quanto attiene sia alla partecipazione economica che al lavoro, diciamo, alla sistemazione logistica del corso. Il corso ha uno scopo: preparare del materiale umano che sia in grado di conoscere alla perfezione la preparazione di questo piatto, che non è semplice, che originariamente era un piatto di recupero povero dei resti del couscous. Oggi invece è un piatto che si prepara ad hoc, è nato nella cucina del mio ex ristorante ed è stato attraverso un notaio, il notaio Barresi, portato dall'Accademia Italiana della Cucina alla Camera di Commercio e inserita nel registro delle ricette popolari della provincia di Trapani. Noi desideriamo come amministrazione che il piatto resti patrimonio dei favignanesi e di coloro che hanno intenzione di lavorare non in maniera così alla meno peggio, ma di fare dei piatti di qualità sia per quanto attiene alla materia prima, sia per quanto attiene alla loro storia, sia per quanto attiene alla loro preparazione. Abbiamo avuto il piacere di avere tra i corsisti sia dei privati che vogliono trasmettere ai loro figli il ricordo di questa pietanza, sia dei cuochi, il ristorante Il Pescador, il ristorante dell'Hotel delle Cave, la tavernetta presso cui ci troviamo oggi, il ristorante dell'Hotel Legusa, un ristorante nuovo che si aprirà e si chiama Il Quadrifoglio, il ristorante La Bettola, hanno tutti partecipato con grande entusiasmo e i pochi che non hanno partecipato è perché non si trovano a Favignana, perché sono locali che aprono in primavera avanzata e quindi non si trovano a Favignana. Questo piatto può diventare il contraltare del couscous di San Vito Lo Capo, con una qualità e una raffinatezza maggiori, ma anche con la stessa capacità di integrazione sociale e comunitaria, nel senso che questo piatto viene fatto anche in Giordania, in Libano, in Siria, in Palestina, ha un altro nome chiaramente, si chiama maftul, altre procedure di preparazione dei sughi, ma la radice è la stessa. La semola lavorata grossa con l'aggiunta di farina e in quei paesi fatta asciugare al sole.